Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. Un saluto a Sua Eccellenza il Vescovo, alle autorità civili e militari. Mi presento, sono Giuseppino Centamori e sono stato il responsabile unico del procedimento di questo progetto che tra 1000 difficoltà e 1000 aiuti siamo riusciti a portare a compimento. Tutto nasce da un bando pubblicato dall'assessorato alle infrastrutture regionale e il Comune di Mineo ha presentato diversi progetti, di cui 2 sono stati finanziati, uno di quello dedicato a questo tempio che oggi celebriamo e festeggiamo. Era il 2018 quando è stato presentato questo progetto e poi ci sono dei tempi burocratici che hanno portato all'affidamento praticamente dei lavori e alla consegna, che sono stati alla fine del dicembre del 2021. Per chi si ricorderà è stato un periodo un po' particolare perché eravamo in piena pandemia e quindi bisognava agire con le regole e con quel problema. Eravamo in presenza, soprattutto l'impresa che ha eseguito i lavori, alle prese con un'esplosione dei prezzi di mercato per il reperimento dei materiali ed eravamo poi alla vigilia, se non poi entrati con un conflitto che ha interessato tutta l'Europa, che è accaduta chiaramente ha portato a dei seri problemi proprio per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali. Il progetto era stato avvistato dalla Curia nel 2018 ed è stato firmato dall'architetto Cuius, Raffaele Cuius, e dall'ingegnere Santorenda. Quindi ha avuto tutti i visti e, come dicevo, si è iniziati con i lavori che dovevano chiaramente terminare nei tempi indicati nel cosiddetto cronoprogramma, ma proprio per i problemi che ho esposto praticamente i tempi si sono dilatati. Nel frattempo però la Divina Provvidenza ha dato l'opportunità a questa Chiesa di ottenere un generoso contributo di un fedele, di un devoto di Santa Agrippina per altri lavori, il rifacimento degli affreschi e un ulteriore finanziamento per completare i lavori, ma era un progetto a parte, che era l'impianto elettrico, sempre all'assessorato regionale alle infrastrutture. Abbiamo trovato anche la disponibilità dell'impresa e soprattutto una certa attenzione da parte dei funzionari regionali che non hanno ostacolato, diciamo, questo dilatarsi dei tempi, perché i lavori sono stati sospesi per permettere il completamento delle lavorazioni intervenute, diciamo, successivamente e completare. Immaginate benissimo se dovevamo concludere noi i nostri lavori con le nostre difficoltà incontrate e poi riaprire il cantiere per gli altri finanziamenti, oggi non saremmo qui a celebrare questo evento. Devo ringraziare anche chi mi è stato vicino, visto che mi è stata data l'opportunità di parlare, di essere qui accanto all'ufficio, al mio capo, l'ingegnere Franco Contorelli. Nel breve, concludo, i lavori che sono stati eseguiti sostanzialmente sono interventi significativi che riguardano il ripristino della copertura a falde con strutture in legno lamellare, il restauro dei cornicioni, modinature e mensole in pietra naturale e naturale, la riapertura di 10 finestre che erano chiuse, originariamente appunto chiuse,
il rifacimento con tinte interne originarie con pigmenti naturali, il consolidamento murario e un intervento antisismici sulle volte laterali, la realizzazione della scivola per l'accesso facilitato nel salone parrocchiale, e poi restauro plastico e pittorico degli stucchi e delle decorazioni interne e l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla canonica. Questo è in breve ciò che è stato fatto a favore di questo tempio. Grazie. Grazie Giuseppino per il RUP, per averci spiegato, ma insomma credo che sia ancora più complesso. Grazie alla Chiesa che è qui presente, grazie a lei, benvenuto Eccellenza, e il nostro pastore, la nostra guida, che in un qualche modo ci ha dato la possibilità, perché veramente questo è uno sforzo corale. Lo diceva bene il geometra Centamori, non è stato semplice, un momento storico unico per tutti noi. Le difficoltà sono state accentuate da accadimenti internazionali che hanno segnato per sempre le nostre vite. Ma ecco perché questo momento è ancora più significativo e più importante. È il segno della ripresa, della ripartenza. È il segno che l'uomo può ancora farcela, perché quando l'uomo sa lavorare in una maniera corale, univoca, riesce ad andare al di là dei ruoli, di una programmazione illuminata della Regione Siciliana che ha progettato e programmato ingenti fondi non solo per Mineo ma per tutta la Regione Siciliana, per questa terra meravigliosa, che ha dato la possibilità poi a questi gioielli di prendere nuova vita. Ed è un lavoro che vede la capacità, ecco, di intercettare questi finanziamenti da parte delle istituzioni laiche e religiose. Quindi dalla passione che gli uomini, come anche il parroco, di fatto lo è, il sindaco, la parte politica, di fare ognuno la propria parte, senza protagonismi, remando tutti in unica direzione, che poi si riescano a ottenere questi risultati di eccellenza straordinari. Questo significa che l'umanità e l'uomo può ancora farcela. E questo accade oggi in un momento straordinario dove, e devo dire, e voglio ringraziare non solo la Regione Siciliana che guidata dalla Giunta Musumeci, anzi porto i saluti del Ministro Musumeci che non può essere qui presente ma che è autorevolmente rappresentato oggi da due suoi ex componenti della Giunta che ringrazio, l'onorevole eurodeputati entrambi, l'onorevole Ruggero Razza e l'onorevole Marco Falcone che ha guidato con grande capacità l'assessorato regionale alle infrastrutture, ma c'è una continuità ideale perché io devo dire che devo ringraziare il Presidente Schifani, devo ringraziare la Giunta Schifani che è anche qui rappresentata e lo ringrazio per la vicinanza che continua a mostrare nei confronti della Sicilia e di questa comunità, l'assessore Andrea Messina, perché certamente non è finita qua, insomma abbiamo tantissime opere in questo momento in cantiere, perché si riesce a lavorare tutti in un'unica direzione, lasciando perdere tutto ciò che della fragilità umana, la Chiesa, la politica, i cittadini, perché qua c'è tanto dei cittadini. I risultati sono questi e sono straordinari. Credo che questo sia il più bel messaggio. Noi è il 17 maggio, è un giorno importante per Mineo, perché è il giorno della traslazione di Santa Agrippina da Roma a Mineo. E in questo giorno c'è la dedicazione di questa chiesa, la riconsegna di questa chiesa non soltanto alla comunità di Mineo, la consegniamo, devo dire, alla diocesi, la consegniamo a quanti hanno un culto, una devozione per Santa Agrippina che va oltre i confini. E anche la testimonianza di tutte le autorità
civili e militari che sono qui presenti, i miei colleghi sindaci, con i quali lavoriamo con grande sintonia, al di là delle appartenenze, per un interesse, il bene di un'area che vive grandi difficoltà, che ha una guida spirituale autorevole, Sua Eccellenza il Vescovo, che ha anche sui temi, sui problemi temporali detto la sua, e che trova pieno sostegno da parte dei sindaci, per cui è importante impegnarsi per questo territorio. E tutto ciò accade quando c'è il Giubileo, accade in un momento straordinario che ha l'amaro e la dolcezza per la Chiesa di un Papa che ci lascia, un grande Papa, Francesco, e un nuovo Papa che si affaccia proprio in questo periodo, in un momento tribolato per il mondo, ma il segnale è questo. È il segnale che in un qualche modo io ho avuto entrando, grazie a Don Matteo, qualche giorno fa, 1 o 2 giorni fa, qui in chiesa, per la prima volta, dopo tanti anni. E non riuscivo a capire, un'emozione unica, perché chi ha vissuto questi luoghi come noi ha un legame, sicuramente, ognuno ha una propria storia del vissuto, no? E come tutte le storie, dei luoghi hanno dei ricordi a volte dolci e a volte amari, soprattutto le chiese. Ma qui dentro c'è sempre un abbraccio, l'abbraccio caloroso di Sant'Agrippina che avvolge tutti noi. Mancava questa casa. Vedete, per Sant'Agrippina è una fede unica. Non si può fare a gara tra le varie, da chi professa la fede in un modo o nell'altro, l'attaccamento per il proprio patrono. Però credetemi che è una fede autentica, una fede che dura, che i nostri emigranti si portano attraverso, ecco, il loro percorso di vita anche in altri stati, oltreoceano, a Boston, ma Sant'Agrippina è venerata anche da nonne Nenini. E quindi è un qualcosa di straordinario, entrare qua dentro e notare subito una luce unica, che io non ricordavo più, un gioiello architettonico che ha ripreso splendore, uno scrigno di opere d'arte, tutte interamente recuperate, grazie all'intervento della programmazione della politica, che dovrebbe fare questo come arte nobile, grazie però anche agli uomini, quelli, i tecnici, i professionisti e gli uomini di Chiesa, e in particolare Don Matteo, che ringrazio perché ha compulsato, ve lo posso assicurare, in maniera unica, straordinaria, scrupolosa, attenta, la tribolazione di questi lavori, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo, che so che ha affrontato anche una difficoltà in corsa durante l'esecuzione di questi lavori, che è stato assolutamente derimente, devo dire, altrimenti era impossibile chiudere. E grazie ai benefattori, a coloro che senza voler apporre il nome, so aver fatto una cosa piuttosto che un'altra, l'hanno fatto per spirito di amore e di generosità nei confronti di Agrippina. E quindi a questo punto si consegna alla storia, alla fede, al culto, questo luogo sacro, che credo non rappresenti soltanto un luogo delle tradizioni, dell'identità, perché la chiesa di Sant'Agrippina è l'identità della città di Mineo, che insieme alle altre chiese che sono conservate in una maniera eccezionale, e insieme a tutti i grandi lavori di riqualificazione, alcuni già iniziati proprio in questo quartiere, credo che saranno un'offerta importante, sarà una prospettiva importante per la fede, per il culto, ma io spero anche di opportunità per la cultura, per l'apertura all'esterno di questi gioielli che possono dare speranza alle future generazioni. Grazie.
Fratelli carissimi, prima di dedicare col rito solenne questa nuova Chiesa, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua, con la quale saremo aspersi in segno di penitenza nel ricordo del nostro battesimo. Ci aiuti il Signore con la sua grazia perché, docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocenti alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuove creature, tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa Chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo, per Cristo nostro Signore.
Dio Padre di misericordia, con la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora. Padre onnipotente, benito Cristo. Appoggialo, appoggialo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e fondi su questo luogo la tua grazia e concedi il dono del tuo aiuto a coloro che qui ti invocano, perché la forza della tua parola e dei sacramenti confermi nella fede il cuore dei tuoi fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza e aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete, perché tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carne grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quella che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito
precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio.
do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, come ben sapete, non stiamo facendo semplicemente una semplice riapertura di una chiesa, quanto piuttosto procederemo per la consacrazione dell'altare e conseguentemente della chiesa stessa. Questa consacrazione avviene in una chiesa che ha delle sue particolarità che ci permettono, ecco, quella parola che questa sera abbiamo ascoltato, ecco, che sia una parola non semplicemente ascoltata, ma sia anche vista, sia ancora toccata e poi testimoniata ed annunziata, come ci dice l'Apostolo Giovanni, perché la forza, la potenza della risurrezione del Signore possa essere la nostra forza e la nostra gioia, come appunto abbiamo sentito, che sempre fa Dio quando interviene nelle macerie degli uomini. Abbiamo ascoltato che cosa è accaduto a Esdra e Neemia, ritornando dall'esilio, sono ripartiti da una tribuna, anticipo dell'ambone, per rimettere su un popolo e soprattutto ciascuno di noi. Ma tutto quello che avviene prima di Cristo Signore è solo profezia, annunzio, solo in Lui abbiamo pienezza, realizzazione e compimenti. Questa sera vi dicevo, noi consacriamo un altare e una chiesa, ecco, in un modo del tutto particolare, perché questa chiesa c'è una cripta, questa chiesa
c'è uno suo spazio e c'è anche una cupola. Elementi che ci permettono di leggere i 3 registri secondo i quali noi testimoniamo la Pasqua del Signore nella nostra vita, non semplicemente nella storia, ma anche e soprattutto nella gloria. Ecco perché dovremo partire dal livello che non si vede, quello nascosto, la cripta appunto. Voi sapete che le cripte esistevano ancora prima dei cristiani, anche molti millenni prima. Li troviamo in Egitto, li troviamo in Grecia, la troviamo la cripta presso i Romani. Che cos'è una cripta? È uno spazio sottoterra. Quando i cristiani si impadroniscono culturalmente di qualcosa, ci mettono dentro la loro fede. C'è un'inculturazione, fanno entrare la loro visione del mondo, la loro esperienza religiosa, la loro fede. Nella cripta normalmente questo luogo sacro adibito a sepoltura, dai cristiani viene adibita alla sepoltura dei santi. Per significare che cosa? L'interpretazione di questa esperienza spaziale, che anche, vi dicevo, teologica e soprattutto simbolica, significa esprime, manifesta, rende presente, comunica, testimonia tanto altro, avviene in questo modo. Il Signore aveva detto, voi lo trovate nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, altrimenti lo possiamo trovare anche nella lettera ai Corinzi, al capitolo 15, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. E noi siamo qui per celebrare uno dei frutti di questa morte, di questa Pasqua del Signore e nel Signore, quello di Santa Agrippina. Dove muore il seme, fratelli e sorelle? Sottoterra. Per questo i cristiani nelle cripte sottoterra mettevano il corpo insignia di un santo o una reliquia abbondante, a significare che lì sottoterra avviene la morte e poi c'è la vita, c'è germoglio di vita e di resurrezione. Dove avviene questo? Ecco, la spiga non è sottoterra, è sopraterra. Ecco perché sottoterra, nelle spoglie, nelle reliquie, noi troviamo appunto le spoglie dei santi. Ma loro fioriscono, germogliano in Cristo Signore. E Cristo Signore nello spazio liturgico è espresso innanzitutto dall'altare. Dove incontriamo i santi? Attraverso le reliquie nella Santa Eucaristia, dove appunto germoglia la vita cristiana, si nutre di vita e di resurrezione, perché sotto ci sono le spoglie. Sotto c'è quello che rimane del seme, ma la sua continuità, la sua evoluzione, la sua presenza è qui. E siccome è qui, ecco, abbiamo germogli di vita e di risurrezione, dobbiamo ricordarci quello che appunto oggi il libro dell'Apocalisse ci ha ricordato. Non ci sono più le cose vecchie che conosci e non ci sono neppure novità così distribuite, sparpagliate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. In Chiesa, corpo di Cristo, tutto è nuovo lo spazio, è nuovo il canto, è nuovo la lode, è nuovo l'uomo, è nuova la Pasqua, è nuovo ogni cosa. Per questo noi ungeremo questo altare, corpo di Cristo, che c'ha molte dimore, come ci ha detto, dove dimorano i santi, dove noi incontriamo la vita di coloro che sono morti con Cristo. Ecco, per capire questo mistero, questo congiungimento, questo rapporto tra la cripta e lo spazio che noi abitiamo, viviamo, in cui celebriamo, che cosa? Non la storia che conosciamo, ma la storia che ci viene regalata, quella che poi ci viene detto scenderà dal cielo.
perché le cose di questo mondo passano, non si distruggono, vanno verso la loro pienezza, vanno verso il loro compimento. Per capire il nesso tra la cripta e l'altare, questo spazio, e voi lo sapete, lo ripeto spesso, la Chiesa unge le persone, si crismano, si mette il crisma sulle persone quando ti battezzi, quando ti cresimi, quando vieni ordinato. Se oggi ungeremo questo altare è perché una persona, se noi ungeremo le croci che sono distribuite in questo spazio è perché questo è il corpo di Cristo Signore di cui noi siamo le membra, voi siete il corpo di Cristo. Ricordiamocelo quando facciamo assemblea, quando viviamo i misteri della nostra salvezza e della nostra redenzione. Quindi il mistero di Pasqua è un mistero che congiunge ciò che è oscuro, ciò che è nascosto, ciò che avviene sottoterra con ciò che si manifesta in Dio. Ecco, è la lettera ai Colossesi al capitolo 3 che ci ricorda questa grande verità. Voi, parlando a noi cristiani, siete morti e la vostra vita è nascosta, la cripta, con Cristo in Dio. Quando Egli sarà manifestato, anche voi apparirete nella gloria con Dio. E capiamo che se non c'è questo innesto della nostra esistenza, ecco, in Dio nulla accade. Infatti l'Apostolo Giovanni ce lo esplicita e ce lo chiarisce. Quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi, perché chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto. E la vita dei santi è la vita che porta molti frutti di amore, di carità, ecco, di donazione, di offerta, di oblazione che abbiamo sentito. È l'unico elemento di riconoscimento con cui i cristiani si presentano e vengono riconosciuti nel mondo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Ma mentre noi qui coniughiamo la storia dei nostri giorni con il dono, vi dicevo, con la gloria, perché Dio ce l'ha detto, una vita nascosta in Cristo come quella dei santi che fioriscono nella sua resurrezione è una vita che si apre alla gloria. Quando, dove? Non una gloria da aspettarsi. Oggi abbiamo sentito dal Vangelo che questo Dio lo realizza in questo nostro presente. Nella notte del tradimento di Giuda, come abbiamo ascoltato, quando Giuda se ne va, ecco la lettura teologica, simbolica, di fede, di Pasqua che viene fatta. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò con quella stessa gloria che aveva Dio, ecco, nei cieli. Ecco, fratelli e sorelle, noi viviamo questo transito, questo passaggio, questo movimento. Ecco, passa la scena di questo mondo non per essere cancellata, ma per essere glorificata, per essere trasfigurata. E vi dicevo, questa Chiesa si arricchisce anche di una cupola, per ricordare a tutti noi che senza l'innesto del cielo, di Dio, dell'eternità, delle Gerusalemme del cielo, con il nostro spazio e il nostro tempo non accade nulla. Ecco allora perché noi siamo con i piedi a terra, con la storia, ecco, dentro nascosta. Ecco, voi lo sapete, tutto questo la Chiesa l'ha vissuto in tanti modi. Ecco perché tutti volevano essere seppelliti nella cripta, per essere seppelliti con Cristo, per risorgere con Lui a vita nuova. E quando non trovavano spazio, ecco, sotto la Chiesa, perché rischiava addirittura di cadere, ecco, estendendosi le cripte, hanno incominciato a seppellire attorno alla Chiesa, ma per ricordarci che anche quella era una cripta, erigevano un muro, in modo tale che tu da fuori non vedevi le tombe, perché quelli che erano lì sepolti erano nascosti in Cristo, vedevi che si ergeva la Chiesa, cioè dire questa tensione dell'umanità verso la sua glorificazione. Fratelli e sorelle,
Oggi non faremo delle cose, oggi dialogheremo con il nostro Dio e Signore, quello che tante volte noi cerchiamo nei luoghi della morte e che Lui invece ci ricorda che non è più tra i morti, ma che ha aperto un varco, che ha aperto una strada e che ha aperto il passaggio perché tutta questa storia frantumata, macerata, ecco, dalle divisioni, dalla morte, dall'odio, dalla violenza, dalle guerre, e chi ne ha più ne mette, non è destinata alla corruzione, perché su tutto e su tutti risplendono quelle parole. Voi l'avete ucciso, voi l'avete messo in una tomba, voi l'avete sigillato, ma non ha ricevuto la corruzione. Noi siamo quelli che con Cristo e in Cristo e per Cristo aspettano questa parola di vita, di speranza e di resurrezione. Tutte queste cose adesso, fratelli e sorelle, noi le vedremo, le ascolteremo, le toccheremo con le nostre mani, perché qui non ci sono soltanto mura, pietre, ma c'è la Chiesa viva e vivente di Dio, di cui Lui è il capo e noi siamo le sue membra. Avete tutti il libretto, possiamo seguire il rito. Vi do una cronologia di sequenze di segni. Dopo che il Vescovo ci inviterà a professare la nostra fede, subito invocheremo i santi, quei santi che ci hanno preceduto nel segno della fede. Quindi verranno deposte le reliquie di Santa Agrippina sotto l'altare in un sepolcro già preparato. A seguire il Vescovo farà la preghiera di consacrazione dell'altare della Chiesa e quindi ungerà con il Sacro Crisma la mensa, il luogo del sacrificio, ma Cristo stesso che è sacrificio, vittima e altare. Saranno unte 4 croci che si trovano nella navata centrale e infine si offrirà l'incenso perché la nostra preghiera, unita a quella di tutta la Chiesa, salga a Dio come preghiera soave. Alla fine sarà ripulito l'altare, sarà rivestito con la tovaglia, con i fiori, con i ceri, a significare che quella gloria che noi celebriamo nella liturgia diventa la gloria di tutta la Chiesa che si rende visibile attraverso il segno, attraverso i sacramenti. Quindi inizierà poi a seguire la liturgia eucaristica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato e non creato, la stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose si creano. Per noi uomini e per Lui, discese dal cielo e per opera dello Spirito, nato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio, sepolto, il terzo giorno, risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, destra del Padre, di nuovo, gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non origine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, procede e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
parlato per me. Professo un solo per il perdono. Figli carissimi, supplichiamo Dio Padre Onnipotente che ha fatto del cuore dei fedeli il suo tempio vivo. Si unisca alle nostre voci la fraterna preghiera dei santi.
Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi. L'edificio che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza e di grazia. Qui si raduni il popolo cristiano, ti adori spirito e verità e si edifichi nel tuo amore per Cristo nostro Signore.
Dio che reggi e santifichi la tua Chiesa, accogli il nostro canto in questo giorno di festa. Oggi con solenne rito il popolo fedele dedica a te per sempre questa casa di preghiera. Qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola, vivrà dei tuoi sacramenti. Questo luogo è segno del mistero della Chiesa, santificata dal sangue di Cristo, da Lui prescelta come sposa, vergine per l'integrità della fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e avvinta al legno della croce, innalza i suoi virgulti sino al cielo. Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, Tempio santo costruito con pietre vive, sul fondamento degli Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore, dove splende lampada perenne l'agnello e si innalza festoso il coro dei beati. Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa Chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo. Benedici e santifica questo altare, perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo Spirito. Qui la Santa Assemblea, riunita intorno all'altare, celebri il memoriale della Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui lieta risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli. Qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l'oppresso tenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena nella santa Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Santifichi il Signore con la sua potenza quest'altare e questo Tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il crisma, siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa.
Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera. Come il profumo riempie questo Tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la suave fragranza di Cristo Signore.
Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo e giunga a tutti i popoli la pienezza della verità.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio, nel quale poniamo la nostra vita, sia gradito a Dio nostro Padre. Ti siano gradite, o Signore, le offerte della Chiesa in festa, perché il popolo che si raduna in questa santa dimora dai tuoi misteri riceva il dono della salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente buono e giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile dove continui a colmare di favori la tua famiglia in cammino verso di Te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa sul mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della Santa Gerusalemme del cielo. E noi, uniti alle schiere degli angeli e dei santi nel tempio della tua gloria, ti lodiamo e ti benediciamo, cantando sempre la tua grandezza. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te noi tuo popolo che dall'Oriente all'Occidente offriamo al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Agrippina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Calogero, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera della tua famiglia, che oggi a te dedica questa Chiesa, perché sia casa di salvezza e luogo dei sacramenti del cielo. Qui risuoni il Vangelo della pace e si celebrano i santi misteri, perché i tuoi fedeli, guidati dalla parola di vita e sostenuti dalla grazia divina, possono giungere alla Gerusalemme eterna, dove ricongiungerai a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli
secoli. Fratelli, il Signore ci ha donato il suo Spirito con la gioia, la fiducia e l'amore dei figli, con tutto il cuore e tutto l'amore possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena di nozze dell'agnello.
Santa Comunione sarà distribuita in 5 punti, 4 dentro la chiesa e uno fuori, dove ci sono anche le persone che stanno seguendo attraverso il monitor.
Preghiamo. Risplenda, o Signore, la luce della tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto nell'assemblea dei santi, per Cristo nostro Signore. La liturgia adesso prevede un momento importante. Per la prima volta dalla riapertura della Chiesa sarà riposto nel tabernacolo il Santissimo Sacramento, così come per il Giovedì Santo ci sarà una processione con la croce, gli incensieri, le candele, il vescovo, i due diaconi, il parroco e il parroco di prima, padre Nenè. Accompagneremo tutti, stando in piedi, Gesù verso il tabernacolo e poi ritorneremo verso la sede. Rimaniamo in piedi.
Eccellenza Reverendissima, in qualità di segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale, saluto e ringrazio le autorità civili e militari del Comune di Mineo, i deputati ed assessori regionali, gli eurodeputati, i sindaci dei comuni limitrofi intervenuti a questo storico momento. Oggi viene restituito alla comunità un bene artistico e monumentale di inestimabile valore, uno dei più rari esempi di edilizia sacra medievale superstiti nella Sicilia orientale. Non solo un edificio, ma un luogo dell'anima, la chiesa fortezza, sorta sul sepolcro della Vergine Martire Agrippina, custode della nostra storia, della nostra fede e della devozione alla Santa Patrona, cuore identitario e spirituale della comunità menenina. Quest'opera, come già detto, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni civili e religiose, professionisti, maestranza e cittadinanza, uniti da un comune senso di responsabilità e amore verso il nostro patrimonio spirituale e culturale. Un esempio virtuoso di cooperazione che dimostra come quando l'impegno è condiviso anche gli obiettivi più ambiziosi possono diventare realtà. È doveroso ora ricostruire sinteticamente le varie fasi dell'intervento per dare il giusto riconoscimento a chi ha speso energie, tempo e risorse in questo lungo percorso. Mi perdonerete se dimenticherò qualcuno. Tutto ebbe inizio nell'estate del 2018, quando l'assessorato alle infrastrutture pubblicò un bando per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento a tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Con l'allora Padre Santo Galesi, che oggi sorride dal cielo, incaricammo l'ingegnere Santorrenda e l'architetto Raffaele Cuius di elaborare il progetto esecutivo, da loro generosamente donato alla parrocchia. Successivamente chiedemmo al Comune di Mineo, che ringraziamo nella persona del sindaco Giuseppe Mistretta, dell'allora assessore ai lavori pubblici Franco Macedone e dell'ufficio tecnico comunale con Giuseppino Centamori nel ruolo di RUP, di farsi carico della candidatura come stazione appaltante. Fu la sensibilità dell'allora Presidente della Regione, oggi Senatore e Ministro Nello Musumeci, e la determinazione dell'assessore, oggi Eurodeputato, onorevole Marco Falcone, a far finanziare questo progetto. È grazie a loro se oggi possiamo festeggiare questo traguardo e di questo la nostra comunità rimarrà per sempre grata. Un ringraziamento va anche all'avvocato Maurizio Siragusa che ha sostenuto con passione e determinazione la causa. Nel frattempo la pandemia ha avuto effetti profondi non solo sulla società, ma anche sugli spazi di spiritualità e di socialità come le chiese, rallentando inevitabilmente i tempi della burocrazia. Il biennio 2020-2021 è stato un tempo sospeso, fino a una data significativa, il 17 giugno 2021, giorno in cui si sono verificati due eventi fondamentali per la nostra comunità. Da un lato l'ingresso del nostro Don Matteo Malgioglio quale nuovo parroco, dall'altro la notifica ufficiale del decreto di finanziamento per i tanto attesi lavori. Subito dopo il Comune ha avviato la procedura di gara pubblica che si è conclusa il 15 novembre del 2021 con la consegna formale dei lavori alla ditta Mazzone di Vizzini. In quegli anni difficili la comunità parrocchiale si è subito riorganizzata. È stata attivata l'aula liturgica nel salone parrocchiale Padre Giovannino Gambuzza, dove per oltre 3 anni la luce della fede è rimasta accesa come nel cenacolo. La penuria di spazi non ha fermato la vita liturgica e pastorale. Le 3 feste patronali vissute extra moenia sono diventate tempo di grazia, occasione di unità e creatività pastorale. Un ringraziamento va ai parroci e alle parrocchie Santa Maria Maggiore e San Pietro per la fraterna accoglienza. Durante la lunga chiusura, parallelamente alle lavorazioni di cui ha parlato il RUP, la nostra comunità non è rimasta inattiva. Con grande spirito di iniziativa sono state realizzate numerose opere aggiuntive, autofinanziate grazie alla generosità di fedeli e di alcuni sponsor. Tra queste i restauri conservativi, realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza di Catania, l'acquisto di nuove suppellettili liturgiche e la realizzazione di nuovi impianti. Un ringraziamento speciale va al dottor Giovanni Damigella, patrone della Mondial Granit e storico benefattore di questa chiesa, per aver interamente finanziato il restauro degli affreschi della volta e della cupola, uno degli interventi più delicati e significativi.
Nel corso dell'estate sarà organizzato un evento dedicato alla presentazione del ciclo pittorico del maestro Sebastiano Monaco, autore della suggestiva storia di Santa Agrippina, salvata così da un irreversibile degrado. Un plauso va ai restauratori Rocco Greco, Adriana Testa e Licia Ippolitoni, che hanno operato con passione e precisione tra dicembre 2023 ed aprile 2024. Un altro gesto di grande generosità è giunto da un benefattore anonimo che ha sovvenzionato il restauro del fercolo argenteo della patrona e dell'argenteria della chiesa. Ancora una volta è doveroso ringraziare l'onorevole Marco Falcone per aver destinato nella legge finanziaria regionale 2024 un ulteriore contributo che ha consentito il completamento degli interventi. Grazie a questo addendum è stato possibile realizzare il nuovo impianto elettrico e un avanzato sistema di illuminazione, che oggi valorizza appieno la bellezza architettonica e decorativa di questo sacro monumento e di cui la progettazione è stata nuovamente donata dall'ingegnere Renda e l'installazione realizzata da Maurizio e Pasquale Gurizia. Nel silenzio e spesso nell'anonimato, numerosi fedeli, anche appartenenti ad altre parrocchie, hanno donato il loro contributo pro restauro, alcuni sottoscrivendo un impegno mensile, altri con donazioni una tantum, tutti con generosità e amore per Santa Agrippina. In poco più di un anno, grazie a questa straordinaria mobilitazione comunitaria, sono stati realizzati il ripristino delle campane, il rifacimento completo del nuovo impianto audio, la riqualificazione dell'altare maggiore, con un nuovo altare in marmi policromi realizzato con maestria dalla ditta Cusenza Gaspare e Rosario di Valderice, la realizzazione delle 4 croci di dedicazione, opera dello scultore catanese Dino Cunzolo, il recupero e la rifunzionalizzazione di spazi pastorali nei locali parrocchiali, la riqualificazione della cripta, che potremo ammirare dal 23 giugno, grazie all'operosità del signor Giuseppe Salerno, con annesso impianto elettrico a cura di Ermanno Cudè, il restauro del prono ad opera di Mario Testa e con il fondamentale apporto di Giovanni Tamburello, la riverniciatura dei banchi, grazie a Mario Giuseppe D'Amblo, la levigatura e la lucidatura del pavimento, l'acquisto di nuove suppellettili liturgiche, candelieri, tovaglie, candele votive e arredi sacri, il restauro di diverse opere d'arte, la statua di Santa Rita, alcune pale d'altare tra cui quella del crocifisso, l'altare preconciliare e la suggestiva macchinetta lignea della Natività, a cura di Piero Agnello e Ida Petrelli. Il 23 dicembre 2024 abbiamo finalmente ricevuto le chiavi della chiesa restaurata. Quel giorno abbiamo preso una decisione simbolica e carica di emozione: fissare per oggi, 17 maggio 2025, il giorno della gioia condivisa, della restituzione di un patrimonio spirituale alla sua comunità viva. Abbiamo quindi costituito un gruppo operativo che con passione, spirito di servizio e tanti sacrifici ha reso possibile ciò che oggi abbiamo il privilegio di ammirare. A Tommaso Messina, Salvatore Speranza, Santo Sbrizza, Giuseppe Salerno, Mario Testa, Mario D'Amblo, per citare i più adulti, e ai tanti giovani del Circolo di Santa Agrippina che si sono messi a disposizione, va la nostra più sentita gratitudine. A Salvo Salerno posso solo abbracciarlo, non servono le parole. Per la stasera, per lo storico evento, ringraziamo anche Corrado D'Amblo che ha offerto i fuochi pirotecnici che vedremo dopo e anche la ditta Formaggio per l'illuminazione. Un grande ringraziamento, mi avvio a concludere, a lei, Sua Eccellenza, perché ha presidiato l'andamento dei lavori, è stato presente nei momenti di difficoltà intervenendo in prima persona. Infine un ringraziamento speciale va a Don Matteo Malgioglio, guida saggia, instancabile e discreta di questa comunità. La sua presenza, sempre vigile e partecipe, ha rappresentato il cuore pulsante di ogni fase di questo percorso, dalla gestione dei momenti più difficili alla valorizzazione dei più gioiosi, con grande sinodalità e corresponsabilità nelle scelte. Con spirito di servizio, sobrietà e profonda fede, ha saputo custodire la speranza, alimentare la comunione, stimolare ciascuno a sentirsi parte viva di un'opera che oggi non è solo restauro di pietre, ma rinascita dello spirito comunitario. A lui va il nostro abbraccio riconoscente, certi che Santa Agrippina, che da oggi ritrova la sua casa più bella, continuerà a benedire il suo ministero e il cammino nella nostra comunità. La patrona saprà ricompensare ciascuno per quanto fatto con amore.
Eccellenza Reverendissima, tornare a percorrere le navate della Chiesa appena riaperta e solennemente dedicata ha il sapore di un nuovo inizio, non perché ci sia qualcosa da ricominciare da capo. La nostra è una comunità parrocchiale vivace, aperta, appassionata, all'interno di una comunità cittadina fortemente unita nella devozione alla Santa Martire Agrippina, eredità delle tante generazioni che ci hanno precedute nei secoli. E tuttavia si tratta di un nuovo inizio. È un nuovo inizio perché rappresenta un nuovo modo di trovarsi assieme attorno all'unico altare appena consacrato, in questo sacro luogo in cui, come lei ci ha ben spiegato, siamo contemporanei a Cristo. È un nuovo inizio perché il senso di comunità ha bisogno di riaccendersi dopo gli anni della chiusura, che sono stati un prolungamento per noi degli anni della pandemia, anni in cui siamo stati più sperduti, più smarriti, più isolati. E se nelle altre comunità parrocchiali quegli anni di isolamento sono già superati e un po' dimenticati, di fatto per noi la data di oggi sancisce davvero, finalmente, il ritorno alla normalità. Il ritorno a vivere la nostra amata parrocchia come luogo di forte spiritualità, proprio perché sede della devozione a Santa Agrippina, che è il collante di tutta la città di Mineo. La sinodalità ecclesiale, al centro di un lungo percorso di ascolto e di conoscenza che in questi anni ha coinvolto la Chiesa tutta, nella nostra parrocchia è stata esperienza viva e concreta, connotandoci fortemente come comunità. L'attività pastorale infatti è stata sempre segnata dalla collaborazione sia con le altre comunità parrocchiali che con la comunità diocesana. Fra le tante esperienze e attività programmate e vissute ancora oggi che hanno un profondo carattere sinodale, penso per esempio al Grest estivo che anche quest'anno ha avviato i motori della preparazione e che accoglie giovani e ragazzi di tutto il Paese. Penso al Circolo di Santa Agrippina, che accoglie tanti giovani provenienti da ogni parrocchia e uniti dal senso di servizio verso la città e dalla devozione alla nostra Santa. Penso anche all'Azione Cattolica, che svolge in parrocchia il suo servizio pastorale da decenni al servizio di adulti, giovani e bambini della nostra, ma anche delle altre parrocchie, per tutti coloro che vogliono vivere l'incontro con Cristo attraverso questo particolare carisma. E penso infine al coro interparrocchiale che oggi ha contribuito a rendere questa celebrazione così solenne come meritava, è esempio e frutto di una profonda intesa sinodale tra le parrocchie e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno fatto parte di questa bella esperienza, nonché la corale che si è unita a noi da Militello e i coristi di Scordie e Gran Michele. Quale sia la portata del dono che riceviamo oggi con la riapertura della Chiesa, la percepiamo, ma forse non la cogliamo appieno. Avviene nel tempo di Pasqua, tempo di rinascita per ciascuno di noi. Avviene all'inizio di un nuovo pontificato sotto l'azione dello Spirito Santo che anima e cura la sua Chiesa e i suoi pastori. Avviene nell'anno giubilare, anno che ci parla di speranza. E Santa Agrippina è per noi pellegrina di speranza da 1763 anni, lanterna luminosa che indica la strada, santa che opera numerosi miracoli, verso la quale ancora oggi è molto forte la venerazione a Mineo e fuori Mineo, nella Chiesa cattolica e ortodossa, in Europa e in America. Vorrei provare a condividere l'emozione personale che oggi provo, perché penso che sia un'emozione vissuta da tanti, forse da tutti. Questa è la Chiesa in cui sono cresciuta, in cui ho ricevuto tutti i sacramenti, in cui ho iniziato la mia vita di fede, in cui ho fatto esperienza della bellezza e della ricchezza del servizio come tempo e luogo di gioia alla scoperta della propria vocazione. Qui ha avuto inizio la mia famiglia celebrando il sacramento del matrimonio. Qui sono avvenuti tutti gli eventi importanti legati alla nascita e alla vita di fede dei miei figli. Sono sicura che la mia esperienza sia l'esperienza di tanti e tornare in questo sacro edificio per me e per noi è tornare a casa. Ogni altare, ogni angolo è denso di ricordi meravigliosi. Provo dunque un'emozione che sale dal profondo delle mie viscere, inumidisce gli occhi e stringe il cuore. Finalmente si torna a casa.
Prima di concludere, vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a nome mio personale e a nome di tutta la comunità che in questo momento rappresento, anzitutto a lei, Eccellenza, che ci ha seguito con l'affetto e l'amore del buon pastore. Il sentimento di riconoscenza va anche a tutti i pastori che si sono presi cura della parrocchia, che hanno camminato con noi. L'elenco è davvero lunghissimo, si perde nei secoli, considerata la nostra storia millenaria. Solo il giovane Sebbi Siracusa, che ha curato il recupero dell'archivio parrocchiale, potrebbe dare contezza dei tanti sacerdoti che si sono succeduti. Io mi limito dunque unicamente a ricordare tutti i parroci di cui ho memoria e penso di interpretare i ricordi di molti della mia generazione. Padre Giuseppe Scaro, che ricordo da bambina e che ha seguito i nostri primi passi nella fede. Padre Giovannino Gambuzza, che ha accompagnato tutta la mia infanzia, adolescenza e giovinezza con stima e affetto. Padre Ninè Valdini, che per 15 anni ha guidato e amato profondamente la nostra comunità e al quale sono e siamo profondamente legati. Padre Santo Galesi, che ci segue dal cielo e sicuramente condivide con noi la gioia di questi momenti. E infine il nostro caro Don Matteo Malgioglio, al quale va un ringraziamento speciale. Caro Don Matteo, tu hai ricevuto la guida di questa comunità nel momento difficile della pandemia. Non è stato facile, ma ci siamo accorti che ci hai voluto bene sin da subito e siamo stati per te immediatamente la tua comunità. Ci hai accompagnato in questi anni di ristrettezze, ti sei fatto compagno di viaggio, con una presenza consolante, sempre attenta e per ultimo, ma non per importanza, hai accompagnato e guidato tutto il processo non facile della ristrutturazione e della riapertura. A te va il nostro grande sentimento di riconoscenza. A te adesso spetta guidarci verso la gioiosa ripresa, per tornare a far vivere alla parrocchia la gioia dello stare insieme nel servizio al Signore e ai fratelli. Grazie. A conclusione, l'augurio per tutti noi è che la parrocchia di Santa Agrippina riprenda il cammino con vivacità e spinta rinnovata e citando le parole del caro Papa Francesco, che sia una Chiesa per tutti, capace di ascoltare tutti, di esserci operosamente per tutti, perché, per usare una felice espressione del Beato Livatino, il mondo non ci chiede di essere credenti, ma credibili. Auguri a tutti gli uomini e alle donne che rendono queste antiche e preziose mura una comunità di fede, di speranza e di carità. Auguri a tutti noi. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza. Per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Eccellenza reverendissima, reverendi prevosti parroci di Mineo, reverendo vicario generale, confratelli presbiteri concelebranti, reverendo padre rettore comunità del seminario diocesano, reverendo parroco padre Ichim, rappresentante della diocesi ortodossa romena d'Italia, che condivide con noi il culto di Santa Agrippina Parteno martire, reverendi diaconi, ministri di ogni ordine e grado,
animatori liturgici, musicisti e cantori, operatori pastorali e volontari, soci del Circolo Santa Agrippina, fratelli delle confraternite di Mineo e membri delle associazioni cattoliche, autorità civili e militari, signor Sindaco di Mineo, Presidente del Consiglio Comunale e amministrazione tutta del Comune di Mineo, signori Sindaci dei Comuni del Comprensorio, rappresentanti del Governo regionale e del Parlamento europeo, signor Comandante dell'Arma dei Carabinieri e signor Comandante della Polizia Municipale, amici, donatori, benefattori e fedeli tutti qui convenuti, un caloroso saluto e un benvenuto nel Signore che ci fa tutti fratelli nel suo amore misericordioso. Grazie della vostra presenza in questo giorno solenne e grazie per la vostra comunione fraterna. Con questa celebrazione eucaristica abbiamo reso grazie a Dio, autore e datore di ogni bene, per il grande dono fatto alla nostra comunità del Tempio parrocchiale, restituito al suo antico splendore e consacrato al culto divino. In questo 17 maggio, nel giorno stesso in cui si ricorda la traslazione delle reliquie del corpo della martire Agrippina da Roma a Mineo, sul cui sepolcro fu appunto costruita la prima chiesa a lei dedicata. Contemporaneamente siamo grati al Signore per avere disposto nei Suoi misteriosi disegni che proprio questa generazione, in questo preciso momento storico, durante il Giubileo dell'Incarnazione del 2025 e in coincidenza con l'inizio del pontificato del nuovo Papa Leone XIV, fosse testimone di un evento così importante. Ma poiché crediamo che il Signore agisce anche per mezzo degli uomini e servendosi di cuori disponibili, e in primo luogo a lei, Eccellenza, che insieme con tutta la comunità parrocchiale rivolgo il più profondo grazie per aver oggi dedicato questa chiesa e il nuovo altare. Questo grazie include inoltre la nostra riconoscenza per l'attenzione con cui ella, insieme con gli uffici diocesani preposti, ha seguito l'itinerario dei lavori di riqualificazione di questa chiesa, accompagnandoci e sostenendoci soprattutto nei momenti più difficili. La restituzione alla comunità menenina della chiesa di Santa Agrippina, patrona della città, trasmette oggi un importante messaggio che con queste brevi parole vorrei provare a condividere con voi. Certamente il lungo e complesso percorso di restauro ha fatto crescere ancor di più la consapevolezza di quale patrimonio di fede, arte e storia la chiesa di Santa Agrippina rappresenti. Ma contemporaneamente ha fatto comprendere che l'efficienza e il buono stato di conservazione del Tempio non possano darsi più per scontati, se non saranno garantite cura e manutenzione costanti, affinché questo monumento, potente e fragile allo stesso tempo, possa continuare nel futuro a svolgere l'alta missione per cui è stato costruito. In secondo luogo, nel giorno della sua dedicazione rituale, la coscienza della santità del luogo che ci viene consegnato, reso ancor più prezioso dal taumaturgico sepolcro della martire Agrippina in esso custodito, fa crescere il senso della responsabilità evangelica cui la comunità dei credenti è chiamata. Non è infatti
per la magnificenza e il prestigio delle sue pietre, che questo Tempio risplenderà di luce, ma per la coerente e credibile testimonianza dei fedeli che qui si radunano a celebrare i misteri della salvezza, di quel popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Vorrei ancora sottolineare, oltre agli aspetti di natura culturale e teologica, il carattere pastorale di questo evento e se mi permettete anche esistenziale, con riferimento al cammino che ho percorso in questi 4 anni come guida di questa comunità, benedetta dal cielo e che amo immensamente. Dopo soltanto 4 mesi dal mio ingresso, quando ancora era in corso la pandemia di Covid-19, la parrocchia si è vista privata dei suoi principali spazi della preghiera e della catechesi e ha dovuto concentrare ogni attività nell'unico locale rimasto disponibile, il salone dedicato a Don Giovannino Gambuzza, al piano terreno di Palazzo Colonna Macri, che dopo qualche tempo ha spontaneamente acquisito il titolo di chiesa. Ciò che può sembrare una cosa banale è in realtà richiamo ad una verità essenziale. La Chiesa è prima di tutto la comunità cristiana fatta di pietre vive che sono i battezzati, i discepoli di Gesù. Dove i cristiani sono insieme, lì c'è la Chiesa, sono Chiesa, perché dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Consapevoli di questa verità, mentre andavano man mano allentandosi le restrizioni per il contenimento della pandemia e ovunque riprendeva in tutte le sue forme la vita sociale, pubblica, di relazione, la comunità parrocchiale di Santa Agrippina ha continuato a percorrere discretamente, quasi scomparendo, ma perché rimanesse Cristo, per citare una recente omelia di Papa Leone XIV, il suo cammino pastorale nelle modalità essenziali che le circostanze rendevano possibili, senza lasciarsi scoraggiare da spazi e numeri più contratti. Con spirito di adattamento, la comunità ha messo al centro della sua vita pastorale la celebrazione dell'Eucaristia, l'adorazione eucaristica e la meditazione settimanale della parola di Dio, la formazione cristiana dei fanciulli, la formazione dei giovani e degli adulti attraverso i percorsi dell'azione cattolica, l'assistenza spirituale ai malati e agli anziani, la vicinanza alle famiglie in momenti di difficoltà e di lutto, e insieme alle altre 2 parrocchie della città ha partecipato intensamente al cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa Universale Diocesana su impulso di Papa Francesco di felice memoria, dando un contributo di riflessione non indifferente alla sintesi diocesana, poi confluita in quella nazionale. Nonostante le difficoltà logistiche, non sono venuti meno i momenti celebrativi in onore della patrona Santa Agrippina, studiando di volta in volta le soluzioni migliori per non privare la cittadinanza di questa espressione così importante della sua pietà religiosa.
E a questo proposito rinnovo il mio speciale ringraziamento ai parroci Don Santo Cammisuli e Don Tino Zappulla e alle rispettive comunità che non hanno esitato a mettere a disposizione le chiese di San Pietro e di Santa Maria Maggiore ogni qualvolta è stato necessario disporre di spazi più grandi, specialmente per la celebrazione dei sacramenti dei fanciulli e in occasione della festa patronale di Santa Agrippina, nello spirito di una comunione sinodale sincera, concreta, vissuta, non retorica. Alla luce del cammino percorso insieme in questi anni, faticoso ma pieno di speranza, con la riapertura della Chiesa e la rinnovata effusione di Spirito Santo manifestata dalla dedicazione della Chiesa e dell'altare, quello di oggi è un nuovo inizio per la comunità di Santa Agrippina, è una rinascita. L'avvio di un nuovo percorso pastorale e spirituale reso più dinamico ed estroverso dal recupero dei luoghi deputati al culto divino e alla missione evangelizzatrice della Chiesa, ma anche dalle grandi opportunità che la valorizzazione del patrimonio religioso, storico e artistico della parrocchia potranno offrire per la crescita culturale della città e del territorio. Infine, mi sia consentito aggiungere il mio più cordiale ringraziamento a quanti si sono impegnati affinché questo giorno e questa celebrazione potessero finalmente avere luogo, partecipando nei modi e nei tempi che la varietà delle competenze, delle situazioni personali e delle risorse hanno reso possibili. E sin da subito chiedo perdono se involontariamente dimenticherò qualcuno. In ogni caso, sappiate che per i meriti delle vostre buone opere i vostri nomi sono già scritti nei cieli. Mi associo innanzitutto personalmente al ringraziamento rivolto dai rappresentanti della parrocchia ai responsabili del percorso di riqualificazione, agli amministratori, ai professionisti, ai tecnici, agli ufficiali, alle maestranze, ai restauratori, allo sponsor Mondial Granite, a tutti i donatori e ai benefattori. Ringrazio le figure professionali della parrocchia che mi hanno accompagnato e collaborato in questi anni nel seguire il percorso dei lavori, specialmente Antonio Gambuzza, Salvatore Salerno e Francesco Damigella. Ringrazio tutte le maestranze che, terminati i lavori previsti dai finanziamenti regionali, hanno completato, lavorando senza sosta dallo scorso dicembre fino a stamattina, la rimessa in funzione della Chiesa con i ripristini e gli allestimenti necessari. Ringrazio quanti sono stati in prima linea nell'organizzazione logistica dell'evento, lavorando giorno e notte in questi ultimi mesi, in particolare il gruppo operativo, i membri del Circolo Santa Agrippina, giovani e adulti, i membri del Consiglio pastorale, i collaboratori pastorali, gli amici e amiche della parrocchia e i fedeli volontari. Ringrazio in particolare le amiche della parrocchia che si sono prese cura della pulizia e del decoro della chiesa, e le sarte che hanno confezionato le nuove tovaglie e i cuscini del coro capitolare. Ringrazio il diacono Don Antonello Messina, i seminaristi, il cerimoniere, tutti i ministri e i ministranti che hanno prestato servizio in questa celebrazione. Ringrazio infine il coro interparrocchiale che questa sera ha eseguito in maniera esemplare i canti della messa, avvolgendoci con un abbraccio di armonia e di bellezza. Credo che ogni complimento, anche il più superlativo, rischi di non esprimere pienamente quanto ho nel cuore.
Quella di questa sera non è stata solo un'armonia di musica e di suoni, ma anche di condivisione e di amicizia, perché la formazione corale nasce dalla partecipazione di più cori, cantori e professionisti provenienti da diversi centri della nostra diocesi. Il coro interparrocchiale di Mineo, il coro Maris Stella di Militello, il coro della parrocchia Spirito Santo di Gran Michele e il coro Emmaus di Scordia. Ringrazio inoltre i musicisti che hanno accompagnato con gli archi e i fiati l'esecuzione dei canti, anch'essi provenienti da città diverse della nostra provincia, Mineo, Lico di Eubea, Catania, San Giovanni la Punta. Ringrazio l'organista Giuseppe Malgioglio, il mio gemello, che da oggi tutti potete conoscere, che benché lontano è sempre partecipe e presente ai momenti più importanti della mia vita. I violinisti Vincenzo Di Silvestro e Daniele Salerno, la flautista Ester Tamburino, il violoncellista Alfredo Borzì, grazie di cuore per la vostra preziosa partecipazione e cordiale disponibilità. E come dicono gli inglesi, last but not least, un grazie speciale a Pino Tardo, direttore del coro interparrocchiale di Mineo, e a Salvatore Cardaci. Che per tanti mesi hanno curato il lavoro di studio e di preparazione della messa e hanno permesso che questo sogno potesse diventare realtà. Oggi avete scritto una pagina di storia che Santa Agrippina non dimenticherà. Comunico a tutti, a conclusione del mio intervento, che al termine della messa la parrocchia invita tutti i presenti ad un rinfresco sul piazzale della chiesa per continuare a condividere insieme la gioia di questo giorno di festa. Cari fratelli e sorelle, la chiesa di Santa Agrippina è aperta, la parrocchia di Santa Agrippina è rinata. Grazie a tutti. Chiudere tutto questo, il vice cancelliere, cioè io, leggo l'atto di dedicazione della Chiesa. Calogero Peri, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, per grazia di Dio e per mandato della Sede Apostolica, Vescovo di Caltagirone. Atto di dedicazione della Chiesa e dell'altare di Santa Agrippina in Mineo. Oggi, sabato 17 maggio 2025, nel primo anno del pontificato di Papa Leone XIV, nel 16° del nostro episcopato, alle ore 18:30, durante la concelebrazione eucaristica da noi presieduta, abbiamo dedicato la chiesa e l'altare di Santa Agrippina in Mineo. Nell'altare abbiamo deposto una teca contenente una reliquia del femore di Santa Agrippina martire. Il sacro rito che abbiamo celebrato secondo la formula del pontificale romano si è svolto alla presenza delle autorità cittadine e del clero, con grande partecipazione del popolo di Dio. Essendo maggiore parroco Don Matteo Luigi Malgioglio e testimoni Don Marco Casella,
la signora Gatina Pennisi, i signori dottor Antonio Gambuzza e Salvatore Salerno. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per la dedicazione di questa casa, vi colmi di ogni benedizione del cielo. Dio che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo Tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora e vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna. E per intercessione di Santa Agrippina scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate agli altri la gioia del Cristo risorto, andate in pace.